Ciao amiche ed amici e bentornati sul mio canale YouTube. È da tanto tempo che non ci vediamo, che non faccio video, ormai sta storia la conoscete a memoria e diciamo la verità ragazzi, sono incostante, non c'è niente da fare. Ma non so se avete notato che ho cominciato a fare un po' di live incentrati soprattutto sull'impasto, perché come sapete partecipo alle experience di Airbnb come host e quindi ospito delle persone e alle quali insegno come preparare la pizza. Quindi vengono a casa, prepariamo insieme la pizza, spiego un po' di trucchi e poi la mangiamo e poi vanno via. Per cui io il sabato preparo l'impasto e quindi mostro in diretta un po' come fare, quindi a mano oppure nell'impastatrice, mostro un po' di trucchetti, rispondo alle domande di chi si connette. Per cui per non perdere i live vi invito ad attivare le notifiche così saprete quando è che sono in diretta. Oggi vi mostrerò un trucco incredibile, come stendere la pizza in 19, 18, 17 secondi, in niente, ok? Ovviamente questo video è per principianti, non è per persone che già sanno stendere la pizza, è per quelle persone che non si trovano bene né con il mio metodo del pugno rotante, né con quello egiziano e né con lo slap, con lo schiaffo alla napoletana. Questo è proprio semplicissimo. Avrete bisogno di una ciotola, sì, un'insalatiera, una ciotola, e poi ve lo mostro, è inutile che ve lo spiego, ma prima di mostrarvi questo trucco incredibile vi chiederei di lasciare un bel commento, di iscrivervi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, di attivare le notifiche così saprete quando è che sono live e di seguirmi su Facebook come Impasto in Fuga e su Instagram come Gigio Pizza. Ok? Allora, bando alle ciance ed ecco a voi il video. A dopo! Questo è un impasto da 20 ore di maturazione al 65% di idratazione, quindi abbastanza morbido, perfetto per questo esperimento. Gli faccio fare un bel bagnetto di farina. Questo trucco mi serve a evitare di avere farina ovunque, vedete? Rimane abbastanza pulito. Faccio una forma, ecco, e adesso comincio a stenderlo, partendo dal centro verso i bordi senza mai schiacciarli, per permettere all'ossigeno di rimanere lungo il cornicione. Appena l'impasto ha la forma della mia mano, prendo una bella insalatiera, vedete, nel mio caso è un'insalatiera d'acciaio, semplice, non c'è trucco, non c'è inganno, metto l'impasto su e comincio a tirarlo, vedete com'è semplice? Sfrutto la gravità e sfrutto la forma dell'insalatiera, vedete? In 448 l'impasto è stato steso, perfetto, senza fare troppi sforzi. Ecco qua. Che vi avevo detto? E non è facile. Vi basta semplicemente una scodella, una ciotola. È incredibile. Io ho impiegato 19 secondi perché ho preso l'impasto, sono andato lento per farvi vedere bene i passaggi, ma secondo me voi potreste pure raggiungere intorno ai 15 secondi, 14 secondi. Per cui, perché non fare una bella gara? Challenge, pizza challenge. Vi invito a filmarvi mentre stendete l'impasto, con questo metodo chiaramente, e di postarlo su Impasto in Fuga, quindi su Facebook, su Instagram mi taggate o mi mandate un link su YouTube, qualunque cosa, e mi mostrate i vostri capolavori. Io sono sicuro che voi riuscirete a scendere sotto i 19 secondi, secondo me potrete tranquillamente stendere la pizza in 15 secondi ed è una bella soddisfazione. Ok ragazzi, spero che vi sia piaciuto, mi auguro che lo possiate usare e alla prossima, ciao! Ehi, e non dimenticate di seguirmi su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga.